spiegherà, ci farà capire insomma qual è lo sguardo che bisogna avere, come si legge poi un documento di questo tipo. Avremo occasione anche di entrare nel merito della costruzione e la ricostruzione del vestiario popolare, delle mode, insomma, del vestire delle comunità e dei popoli, quindi insomma entreremo nel dettaglio in modo particolare con i tre relatori. Io comincio a chiamare subito il professor Giuseppe Marras, così insomma se si vuole accomodare qui con noi, poi ancora Cristiano Cani che ci porterà insomma in questo mondo delle fotografie, non solo queste gigantografie che sono state sviluppate, prego professore accomodatevi, ma anche con Walter Serra che ha fatto insomma, questo lavoro di recupero molto, molto importante. Ci sarà un piacevole dialogo insomma, anche su questa occasione dei documenti fotografici, e poi Maestro Ignazio Sanna Facevini, Ignazio, da questa parte, sei completamente con noi. Walter non sale, non ci raggiunge? Eccoci qua, vieni. No, perché così insomma, ci racconteranno meglio insomma, di questo mondo, che abbiamo visto come è curioso sapere come noi sardi stessi siamo forse addirittura i primi fruitori, coloro che hanno come dire, rispolverato anche meglio questa coscienza, questo desiderio di vedere, di ammirare, no? Questo grande patrimonio, oggi espresso, come vedremo e come abbiamo già visto con alcune rappresentanze dal vestiario popolare, ma poi più in generale siamo i fruitori di quel grande patrimonio che è costituito dai canti popolari, dalle danze collettive, dal mettersi insieme nelle pregadorias, nelle poesie di improvvisazione. Anche qui Serramanna era un luogo di riferimento per sa cantata campidanesa, dunque anche qui c'era un grande interesse culturale per quelle che erano le espressioni anche musicali del territorio. Ma adesso ecco, come dice già anche il titolo della locandina, il professor Marras, che insomma lui è un storico, un filosofo, archeologo, tanti interessi, insegna al liceo di Villacito, mi pare, vero? E quindi insomma nelle università della terza età, è stato presidente della fondazione del premio Giuseppe Lessì, insomma veramente un impegno culturale molto molto importante. Io sono molto felice di ascoltare la sua relazione, perché il professor Marras, come dire, ci darà la possibilità, attraverso insomma, la sua esperienza, i suoi studi, la sua ricerca storica, di riportarci in questo anello temporale che è molto importante, perché la metà dell'Ottocento ci ha dato tutta una serie di patrimoni, di spunti di modernità, quello che noi chiamiamo il vestiario popolare, che aveva già subito tutta una serie di modificazioni che col tempo, con gli uomini e le donne, naturalmente le esigenze degli anni sono venute fuori e si sono poi man mano come dire, emancipate fino a quando nella prima metà del Novecento invece questo modo di vestire che si riconduce all'identità locale è andato definitivamente perduto. Quindi questo è uno spazio molto molto importante, da lì forse è giusto partire per fare questa nostra riflessione. Per cui do subito la parola e il microfono al professor Giuseppe Marras e con lui insomma entriamo proprio nel merito di questo nostro incontro. Prego professore. Grazie dell'invito. Come avete visto il tema è molto circoscritto, quindi cercherò di dare una fotografia relativamente a quello che è il periodo che va dal decennio che precede l'unità d'Italia al decennio praticamente che spezza poi dopo col fascismo la nostra storia novecentesca. Partendo da una considerazione, noi utilizziamo il termine tradizione. Il termine tradizione è un termine carico di significati anche abbastanza interessanti. Voi pensate che in latino già la parola traditio traditionis è l'unione di due elementi, trans più il verbo do, quindi dare qualcosa attraverso qualcun altro. È evidente che almeno in origine il termine tradizione era tanto sincronico quanto diacronico, cioè sincronico nel momento in cui abbiamo il verbo inglese to trade, no? Fare uno scambio di merce, commerciale. Però invece quando andiamo in diacronia, cioè andiamo a vedere nel tempo che cosa succede, allora abbiamo la tradizione come la intendiamo noi, cioè il passaggio di testimone da un'epoca all'altra, da una generazione all'altra.
Parlare di tradizione poi è molto complicato, perché poi in effetti se andiamo a vedere nel tempo noi abbiamo una somma di tradizioni, non ne abbiamo una sola. Quindi quello che ereditiamo dai nostri nonni non è ciò che i nostri nonni avevano ereditato dai loro bisnonni, è quel passaggio lì, quella fotografia. Quindi volendo, se ci mettessimo in Sardegna potremmo fare un'evoluzione della moda che torna indietro nel tempo, troveremo una moda del 700, troveremo una moda del 600, una ancora prima del 500. Questo per dire che cosa? Che in realtà la storia, come la interpretiamo noi, non è statica, non è ferma. Noi abbiamo un'idea di fondo, cioè di essere entrati nella modernità dopo un periodo in cui la Sardegna, perché così è stata descritta spesso anche in maniera, insomma, un po' grossolana, la storia era completamente ferma, la Sardegna sarebbe stata questa terra arcaica in cui non succedeva niente. E per aspettare di vedere qualcosa noi dovremmo aspettare praticamente la prima guerra mondiale, e da lì c'è questo input che spinge. E in realtà non è vero. In realtà non è vero. Pensate che già l'industria mineraria in Sardegna era un'avanguardia europea. In Sardegna si accende la prima centrale elettrica, è la prima rete elettrica per una ferrovia d'Italia, entrambe nelle miniere chiaramente. Le miniere poi sperimentano veramente di tutto di più. Uno potrebbe dire però anche, ma la miniera è un corpo estraneo rispetto al resto della Sardegna, cosa che poi è vera fino a un certo punto, perché il bacino minerario si prende una fetta importante della nostra isola. Però prendiamo anche per buona quell'idea lì e chiudiamo il nostro discorso invece su quella che è la civiltà contadina, piuttosto che quella pastorale, che poi tra l'altro in Sardegna ha altre caratteristiche. A noi interessa una unità storica importante che è chiamata Campidano e che generalmente si tende anche a frazionare, ma in realtà storicamente è un tutt'uno. Il Campidano viene giù dal Cavrarese sino a Quartu Sant'Elena. Quello è tutto un unico ambito sociale, un unico ambito economico, ma in questa unicità ha una particolarità che è molto tipica della Sardegna: l'individualità di tutti i centri abitati. E difatti, quando noi guardiamo il vestito della comunità, il vestito è un'impronta digitale comunitaria. E non è l'unica traccia, perché ci sono altri elementi che rappresentano l'impronta digitale. La parlata, all'interno anche della stessa dialetto zonale, ogni paese comunque ha dei tratti distintivi, qualcuno ce l'ha. E l'altro elemento che è capace di distinguere gli abitati, anche se non ci sembra, molto spesso è la tipologia insediativa, cioè la forma della casa. Anche la forma della casa, in realtà, con piccole varianti, ma da un paese all'altro, tende ad avere delle interpretazioni locali. Bene hanno fatto quegli storici che hanno parlato della Sardegna e l'hanno descritta come un'isola cantonale. Un'isola che, come la Svizzera, salti da un crinale all'altro e salti da un mondo all'altro. Quindi quelle differenze che sono differenze geografiche apparentemente insignificanti negli spostamenti sono invece molto importanti dal punto di vista identitario. E Serramanna ha un'identità notevolmente forte. Come rimarca questa identità? Primo elemento su tutti: Serramanna ha una caratteristica insediativa che è quella tipica della nostra area del Campidano. Grossi centri distanti tra di loro che hanno fatto una sorta di vuoto pneumatico di tutti quelli che erano i villaggi che li circondavano. Lo ha fatto Villa Cidro, ma lo ha fatto Villa Sor, lo ha fatto Serramanna, lo ha fatto Decimo Puzzu, lo ha fatto San Gavino Monreale e lo ha fatto San Ludi. Tutti sono diventati dei centri importanti a scapito di ciò che avevano intorno. Per motivazioni storiche, tra l'altro, perché questo passaggio nell'accentramento avviene nel periodo delle guerre arborensi, in cui la nostra zona è stata, anche se abbiamo pochissime tracce storiche e poche tracce archeologiche, il punto nodale, il campo di battaglia era questo qua, il punto in cui si sono scontrati a ripetizione Arbolea con le truppe arrivate dalla penisola iberica, è questo, il Villa Cidrese, il Sallurese, il Serramanese, il San Massese. Vi abbiamo pagato, tant'è che la professoressa Terrosu Asole aveva fatto un libro sulla scomparsa delle ville della curatoria di Gippi e Serramanna ne aveva un gran numero scomparse. Quando Serramanna arriva nell'Ottocento, quindi arriva con una situazione fondamentalmente che si è determinata intorno al 1455. Rimane solamente Serramanna, le campagne fertili intorno non hanno più abitati, tant'è che se guardate non ci sono neanche le case di campagna. No. Il nostro Campidano è un Campidano dove hai il nucleo urbano e basta. E basta. Serramanna, tra l'altro, non dobbiamo farci ingannare, quando arriva agli inizi dell'Ottocento ha una forma diversa da quella che è oggi.
ha una forma diversa perché erano diversi percorsi viari. Se noi guardiamo la Sardegna degli inizi dell'Ottocento, cioè pre-Carlo Felice, tanto per capirci, pre-statale, vediamo che i percorsi viari del nostro Campidano sono tutti disegnati in maniera diversa. E tra l'altro esistono ancora, ma hanno perso di importanza. Serramanna era all'interno di un nodo viario che non era alternativo alla 131, era il nodo viario della 131, cioè era il nodo viario che prevedeva il passaggio. Tant'è che, se badate bene, la nascita dei centri abitati è anche funzionale al fatto che le strade, pensate un pochettino alla strada che da Villassor viene a Serramanna e poi continua per Sanassi, hanno la possibilità di essere alte evitando l'impaludamento da fiume, che nell'altra parte del Campidano praticamente è una certezza. Provate a muovere un carro in inverno pesante e pensare che cosa significa per 4-5 mesi con la strada pesante. Nel Settecento, tra l'altro, pioveva più di oggi, per questioni che sono diverse di natura climatologica. Era stato scelto quindi un percorso ideale, che era il percorso comunque che permetteva di salire in direzione di Oristano. Quindi Serramanna, quando ci è arrivato il treno, ha ripercorso con la strada ferrata ciò che precedentemente era già successo con gli assi viari. Quando si crea la 131, Serramanna assume una connotazione nuova, continua a rimanere un grosso centro, ma a questo punto non è più un centro di traffico, come non lo è più neanche Villassor. Perché le direttrici diventano direttrici nuove, cioè sulla 131 che conosciamo noi si creano poi direttrici che sono parallele a quella della 196 che sale da Decimo, no? Ridisegna tutto, Se voi guardate le vecchie carte vedete che viene tutta ridisegnata. Pensate che uno dei nodi del traffico di tutto quanto il Campidano, che conoscevano benissimo i nonesi, era su Bau del Leni, cioè il Guado di Leni, che è anche un confine naturale tra Villacidro e Serramanna e che determinava l'altro asse viario, cioè quello che se ne scendeva dalle Barbagie per entrare in direzione del Sulcis, e che era in comune di Serramanna. Serramanna, infatti, da quel punto di vista segnava un cambio geografico, cioè passare il Guado significava entrare da un'area a un'altra. Tant'è che lì non è un caso che nel comune di Villacidro c'è Isguardias, immediatamente dopo. È una località completamente piana che viene chiamata Cottega, che era il punto d'ingresso. Quindi Serramanna rappresentava in quello lo spartiacque. Altra caratteristica di Serramanna, ve lo stavo dicendo prima, Serramanna è storicamente un centro grosso. Quanto grosso? Ma guardate, ci affacciamo un attimo, guardiamo la chiesa e lo capiamo immediatamente. La grandezza dei centri storicamente è data da quanto è impegnativa la chiesa. Se c'è una chiesa c'è una committenza che ha potuto pagare. Voi dovete pensare che le chiese sono degli impegni finanziari enormi per le comunità. A parte il fatto che Serramanna non ha solamente quella, il che già è testimonianza comunque di una ricchezza, aveva chiese di confraternita, più di una, e quindi aveva anche delle arti e dei mestieri che riuscivano a riunirsi in maniera autonoma. Ma la sua chiesa, che è l'equivalente di una piccola cattedrale, perché se la guardate per dimensioni e per altezza ha un impegno di spesa che è quello di una piccola cattedrale di provincia, è la testimonianza della forza di una comunità. Come è strutturata questa comunità ancora nell'Ottocento? È strutturata secondo un sistema che per esempio è diverso da quello villacidrese. È strutturata, come veniva detto prima nella lettura, non per latifondo. Il latifondo, tra le altre cose, è una struttura quasi del tutto sconosciuta alla Sardegna, dal punto di vista della condizione dei suoli, ma per grosse proprietà, quello sì, per grosse proprietà familiari. Serramanna aveva un numero abbastanza limitato di circa 12-15 grosse famiglie che erano quelle che determinavano la forma economica del paese, a differenza per esempio di Villacidro che era fatto di una moltitudine di piccoli proprietari. Se era determinata questa struttura sarebbe anche interessante capire il perché ci sono esiti diversi dal momento che entrambi hanno la stessa storia feudale e maturano invece degli esiti diversi dal punto di vista economico. Una delle possibilità a cui si potrebbe attingere è data dal fatto che Serramanna è al 100% un comune agricolo, dove Villacidro per esempio non lo è, che Villacidro è per metà un comune montano e quindi determina anche delle dinamiche diverse. Economicamente come possiamo dare una lettura di questo quadro ottocentesco? Nelle case di Serramanna. Il centro storico che vedete voi
con poche eccezioni, è un centro storico nelle sue parti antiche dell'Ottocento. E poi di quella fase che stiamo fotografando adesso, cioè dei primi 3 decenni del Novecento. Grandi case, polifunzionali, grandi cortili, ci sono dei cortili talmente tanto grandi qua a Serramanna che manovrerebbe tranquillamente un pullman all'interno, giusto per capire quali sono le dimensioni, e cantine gigantesche. Tant'è che nella lettura prima che cosa si diceva? Si diceva che Serramanna è centro di produzione vinaria. E la cosa era vera storicamente. Sapete che cosa si può fare per andare in indagine a dare un'occhiata? Si può andare a recuperare le vecchie carte dell'IGM che avevano l'utilizzo del suolo. Ancora nel Novecento, no? Si vedono i vigneti. Si vede un tappeto di vigneti dove oggi non ci sono. Vale la stessa cosa per Villacidro. Villacidro, dove oggi vedete agrumeti, aveva vigneti. Cioè tutta l'area che scende dal Montimanno era fatta di vigne. No? Che cosa aveva però di particolare Serramanna? Essendo nel punto di confluenza dei due fiumi, determina una natura dei due suoli duplice. La parte orientale del comune è più votata alla produzione di grano perché sono terreni di natura marnosa, quindi sono ricchi, hanno sempre garantito delle ottime rese, sono i terreni migliori della Sardegna per fare grano, anche in assenza di concimazione. Poi sono dei terreni che hanno anche la possibilità di trattenere, almeno nell'ultima parte della primavera, ancora l'umidità. La parte invece che sta sul paese si divide 2 volte in 2 sottoaree. La prima area, che è quella fluviale vera e propria, è una terra che in sardo usate anche voi come termine, sisca, la terra fresca. È la terra che si può utilizzare tranquillamente per fare l'ortaggio, ma è la terra su cui fai anche gli agrumi, è la terra profonda, umida, no? E quella è l'area su cui è nata il paese e che determina anche le sue immediate pertinenze. Quando poi ci muoviamo verso occidente, anche il comune di Serramanna cambia e l'ultima propaggine in direzione occidentale è quella invece del Campidano asciutto, che è un campidano di natura diversa perché è fatto con i depositi del Rio Leni. Sono delle terre asciutte, si faceva il grano anche lì, ma i rendimenti sono diversi. Santa Lugeria non ha i rendimenti e le rese che può avere l'altra parte invece del Campidano di Serramanna. Quella era però area, guardando le carte, soprattutto di impianto vinicolo. Cioè lì, con quelle terre più asciutte, si era adottato molto spesso l'uso del suolo in altro modo. Questa sistemazione del comune dal punto di vista produttivo ne aveva determinato poi alla fine una crescita che, guardando le statistiche demografiche, è simile a quella degli altri paesi del Campidano. Io ho provato a fare un'indagine. La nostra zona si presenta come una unità demografica molto solida. Cioè, se noi guardiamo i tassi di incremento, San Gavino Monreale, Villa Cilro, San Luvi, Serramanna, Villa Sor, hanno tutti la stessa curva in salita. È una curva che per quasi tutti i comuni termina tra il 1971 e il 1981. Dopodiché si vede prima un picco piatto, e poi dopo si vede la discesa che stiamo conoscendo noi, che è tipica degli inverni demografici. Come ha fatto Serramanna a crescere demograficamente? E tutta la zona come ha fatto? Fondamentalmente ci sono un paio di elementi che danno l'input nell'Ottocento e che sono molto importanti. Uno, anche se non ci sembra, entriamo anche noi nell'economia industriale. Non ci sembrerebbe, cioè noi penseremmo che l'economia industriale sia relegata all'area delle miniere e tutt'al più a Cagliari, e che l'industria in Sardegna sia entrata solamente negli anni 60. In realtà non è così. Perché entriamo nell'economia industriale? Perché usufruiamo di tutti i benefici delle economie di scala del resto d'Europa. Pensate un pochettino alla produzione dei tessuti. Se noi torniamo nel Settecento il mercato del tessuto è un mercato spesso locale, con solamente il tessuto di qualità di importazione. L'importazione sarda generalmente è genovese, con degli ingressi però addirittura francesi ogni tanto, degli ingressi napoletani, c'è un pochettino di approvvigionamento mistilineo, però artigianale. Nell'Ottocento si comincia a vedere invece anche la produzione in grandi serie, e aprono le botteghe. Voi dovete pensare una cosa, Serramanna fondamentalmente è ancora internata di Cagliari, anche all'epoca. È un paese di grande dinamismo nell'Ottocento.
di fortissimo dinamismo, ma è un dinamismo indotto da fattori geografici. Guardate, 1871 viene terminato il tronco ferroviario che però arriva fino a Villassor. Nell'arco di un paio di anni però prosegue. La ferrovia fa entrare una volta per tutte Serramanna nel sistema di contatti cagliaritani privilegiato. Perché privilegiato? Facciamo un esempio e prendiamo Villacirolo che rimane poco oltre. A Villacirolo se si doveva portare un carico pesante si usava su barrocci, cioè il carro a buoi e a cavalli. Ma volete mettere la capacità di carico di un carro con quello di una ferrovia a scartamento pieno? Nella possibilità di spostare materiali, è un'economia di scala micidiale. Cambia un'economia, letteralmente. Dopo il 1870 la ferrovia qui ha una capacità di moltiplicare le risorse economiche fortissime. Serramanna, poi lo stavamo dicendo, per quanto venga esclusa dai percorsi viari, rimane però un centro grande dal punto di vista del popolamento e determina e continua a determinare gli investimenti. Pensate poi un'altra cosa, se noi continuiamo a prendere le carte vecchie e guardiamo la Serramanna del Settecento e quella dell'Ottocento, vediamo un'altra cosa. Serramanna usufruisce al pari degli altri centri della zona delle grandi operazioni di bonifica. A noi non sembra, però molte delle aree che vediamo qua intorno sono opera di bonifica abbastanza recente. Bonifica o da impaludamento o da riordino idrico. Noi ci illudiamo molto spesso. Io per primo, quando guardavo le carte di Villaciro, ero convinto, insomma, molto spesso di vedere nella carta di oggi il paese di ieri. Non è così. Quelle bonifiche non sono neanche del 1950 o del 1960, ci sono bonifiche ottocentesche qua. Stagni drenati, rettifiche di fiumi. Se voi guardate i fiumi vi rendete conto che mancano delle anse. Quelle anse non sono sparite magicamente, sono delle operazioni di risistemazione dell'alveo per recuperare terra e per drenare terra. Le aree per esempio di Serramanna che vanno in direzione di Noramilis sono frutto di bonifica, sono frutto di drenaggio. Così come non ci sembra, ma in realtà ha un peso molto importante, la bonifica dello stagno di San Luis Stato ridetermina poi dopo tutta l'area del Campidano dal punto di vista della sistemazione idraulica. Non ci sembrerebbe, però se controllate poi dopo le quote dei canali, vedete che tutti quanti i canali sono calcolati per poter permettere su quello stagno lì il sistema di drenaggio dello stagno stesso. Quindi non c'è solamente il perimetro dello stagno drenato, c'è tutta l'area vasta che è intorno. Questo spiega anche il perché per 2 volte tentarono la bonifica e la fallirono. Era molto più impegnativa di quanto non sembrasse. La bonifica però significa anche la messa a cultura di nuove terre. Le terre bonificate generalmente sono anche delle terre fertili, perché rimangono delle terre fresche, perché sono dei fondi di stagno e quindi fanno entrare all'interno dell'economia tutta una serie di risorse che precedentemente non c'erano e determinano una creazione di ricchezza che fa diventare la comunità più forte. Pensate un'altra cosa, quando a Serramanna arriva la cantina sociale, che è una delle cantine più grosse d'Europa, la nascita della cantina è la testimonianza piena della forza della viticoltura serramanese. Se fate il conto di ciò che è rimasto oggi in tutto quanto il Campidano, avete una fotografia anche della trasformazione pesante che si è avuta dall'800 al 2024 a oggi. Oggi noi fatichiamo a trovare una vigna a Villacidro, ma una vigna anche a Serramanna piuttosto che una vigna a San Gavino. Prima non era così. Il nostro Campidano vitato, perché così veniva chiamato, aveva come propagine settentrionale proprio Serramanna e aveva come mercato poi dopo d'elezione soprattutto il cagliaritano. Non dobbiamo dimenticare di fatti che l'agricoltura serramanese era l'agricoltura a servizio soprattutto della città di Cagliari. Cagliari è una città di mercato, è una città di scambio, non è neanche una città piccola tra le altre cose, è una città media come dimensione, anche all'epoca. Molto aperta verso l'esterno. Cagliari è un mondo che va letto con delle caratteristiche che sono tutto sue e il circondario di Cagliari risente però dell'apertura della città, risente in maniera molto netta. E Serramanna fotografa nell'Ottocento questa apertura e questa velocità dello scambio, molto molto rapido. Io sono dentro i miei tempi e quindi vi faccio il passaggio conclusivo.
quando si fanno queste operazioni, noi dobbiamo pensare a queste operazioni come delle fotografie di fotografie. Cioè noi stiamo prendendo e stiamo facendo in questo momento uno spaccato di un momento della storia serramanese che è capace di portarci a tutta una serie di altre informazioni. Perché la storia di quello che è il folklore, cioè l'aspetto, il folk è il popolo nelle lingue nordiche, l'aspetto di quello che è lo studio dell'aspetto popolare è quello che poi alla fine ci permette di ricostruire l'economia, di ricostruire gli elementi politici, di capire alcune scelte piuttosto che altre, e quindi sono dei tasselli fondamentali perché poi alla fine le discipline lavorano in maniera trasversale. E il vantaggio, lo dicevo prima con Ottavio, è proprio quello di avere moltissimi specialisti che stanno lavorando sul territorio in maniera questa volta molto qualificata e stanno ricostruendo la storia della Sardegna in maniera mirabile, quindi ben vengano queste iniziative.